E se da una parte la Lega cerca il rilancio, d'altro canto il Partito Democratico, attraverso poi il sindaco di Portogallo Antonio Bertoncello, che nel suo appunto in pensiero ribadisce che il clima politico non consente un accordo tra il Popolo della Libertà e il Partito Democratico. In qualche modo, dice Bertoncello, potremmo favorire altrimenti i grillini. L'intervista esclusiva al sindaco Antonio Bertoncello. Il PDL con Berlusconi in qualche modo cerca un'apertura verso il PD, prima no, dopo sì, in qualche modo insomma cerca evidentemente un colloquio con Bersani. Ma io non credo che questo sia possibile, nel senso che dal mio punto di vista credo che se avvenisse una cosa del genere il Movimento 5 Stelle potrebbe superare la percentuale che ha superato oggi. Il clima politico di oggi, la situazione di oggi credo che non consenta questo. Ci sono dei momenti in cui, come è successo in Germania e in altri stati europei della grande coalizione, dove nel momento di crisi le forze politiche più importanti si mettono assieme per superare la fase di crisi e di ragionare per risolvere i problemi. Per come siamo arrivati, per i risultati di queste elezioni, io credo che questa sia una strada impraticabile. Il Movimento 5 Stelle quale partiti ha eroso? Dai due partiti più grossi, PD e PDL. Vedevo i dati di Portogruaro, tra i voti del Senato e i voti della Camera ci sono, in riferimento alla Camera, 1500 votanti in più alla Camera, perché la soglia di età ci sono 500 voti in più del Movimento 5 Stelle, vuol dire che i giovani, almeno il 50% dei giovani si sono indirizzati verso quello, poi bisogna capire anche i flussi, però questo è quello che viene fuori. L'unico dato che posso dire su Portogruaro è che noi siamo il PD, il primo partito, che rispetto, se non ho sbagliato i calcoli, rispetto al 2010 regionali abbiamo perso il 0,62, anche la stampa ha detto che è il caso particolare di Portogruaro, e rispetto invece al 2008 abbiamo perso circa il 4%, quando altri partiti si sono collocati con una perdita del 14, del 15%. La Lega è un partito che è attestato sul 6, quindi molto inferiore alla situazione regionale. Il Movimento 5 Stelle, seppur di poco, a livello provinciale ha preso a Portogruaro la percentuale più bassa, cioè c'è solo un comune che è più favorevole rispetto al Movimento 5 Stelle di Portogruaro, quindi si tratta un po' di capire un po' meglio e di interpretare un po' meglio il voto. Nei prossimi giorni lo faremo. Abbiamo, voglio dire, ovviamente non è un dato positivo, però all'interno di questa negatività del dato credo che dobbiamo ragionare e per tener conto della protesta e anche le critiche che ci vengono da parte dei nostri concittadini.